Qual è il fiore che annuncia l'arrivo della primavera? Forse il giacinto? Forse il narciso? No, cari amici, è il crocus. E siamo immersi in un campo di bellissimi e delicatissimi fiori primaverili, che annunciano proprio con la loro forma a calice l'arrivo della primavera. Il crocus è una piccola pianta perenne, erbacea, da un piccolo bulbo che si carica durante l'inverno e con il primo sole, il primo caldo, si apre per annunciare l'arrivo di questa stagione meravigliosa. Il più conosciuto è il Crocus sativus, che è il crocco dello zafferano, perché i suoi piccoli pistilli, sono 3 al centro del fiore, giallo, giallo forte, e da questi piccoli pistilli si ricava la polverina dello zafferano, notissima in cucina e come proprietà, per le sue proprietà coloranti e ma anche molto mediche. È un fiorellino che nasce spontaneamente, può creare tappeto, qui per esempio continua a riprodursi e quindi ogni primavera noi ne troviamo sempre di più, fino a creare questo tappeto viola delicatissimo. In realtà, nonostante la sua parvenza delicata, è molto molto tenace e quindi non teme comunque i primi freddi che come si può dire, si incrociano con i calducci di questo momento. È una coperta gentile che arriva ad annunciare la bella stagione. La famiglia dei crocus comprende più di 30 specie, però diciamo conosciuti, quelli più conosciuti e che in Italia poi si coltivano soprattutto per il discorso dello zafferano, sono poi una decina e non sono tante di più. Ci sono alcune varietà che sbocciano in questo periodo, tra febbraio e marzo, altre che sbocciano invece in autunno e quindi sono più tardive. Qui al Parco Sigurtà si trovano a macchie, soprattutto all'ombra, sono all'ingresso del giardino, ma sono anche lungo la passeggiata del Viale delle Fontanelle degli Iris dove ci troviamo adesso, e se ne possono trovare di gialli, di tigrati oppure di viola delicatissimi, viola malva come in questo caso sotto questa pianta. Speriamo che possiate godere anche della loro fioritura, che è precocissima. Venite a cercarli nel parco, nelle zone più ombrose, i loro tappeti viola delicati.